È con piacere che siamo negli sfogliatoi, nei nuovi sfogliatoi rinnovati dello Stadio Coldora col sindaco Ida Carmina. Sindaco, finalmente questo stadio diventerà un vero gioiello. Eh sì, sì, via via, passo dopo passo, assumono concretezza le nostre fatiche, perché con fermezza e volontà abbiamo portato avanti questo progetto difendendolo da altri comuni, da altri enti che avrebbero voluto realizzarlo nei loro territori, invece siamo riusciti a portarlo qua, in questo quartiere che ha tanta necessità di una rigenerazione urbana, e confidiamo che questo gioiello vero e proprio, questo manto erboso, possa essere di speranza per tutta la città, che in questo momento ha tanta necessità di vedere il verde in fondo a questo tunnel del coronavirus. I giovani di Porto Empedocle, la squadra di calcio, la famosa Empedoclina, vuole al più presto ritornare allo stadio. La ditta Zaccaria sta facendo salti mortali per completarla al più presto. C'è anche un piccolo problema, abbiamo parlato con l'assessore Urso per il muro di cinta, altrimenti dico sarebbe un'opera a tre quarti. Eh sì, noi cerchiamo di fare in modo da trovare le risorse per completare definitivamente questo campo. È già un significativo passo avanti che la squadra possa tornare qua con gli spogliatoi rinnovati, il campo adatto ad una squadra che merita davvero di avere un gioiello a disposizione, perché lo sport empedoclino è sempre stato ad altissimi livelli. Oggi è il 4 novembre, dopo la deposizione della corona in mezzo, diciamo, alla cittadina di Porto Empedocle, c'è l'assessore e vice sindaco Salvatore Urso allo stadio comunale dove proseguono i lavori. Assessore, sembra che le cose vadano per il verso giusto, ho visto già il sottofondo fatto, è già arrivata l'erbetta sintetica. Sì, il sottofondo è stato fatto, è stato spianato chiaramente regolarmente come da linee guida, è arrivata la sabbia proprio questa mattina, stiamo procedendo e sono costantemente in cantiere per cercare di chiaramente verificare le operazioni e cercare di essere che vengano rispettate ovviamente nel miglior modo possibile. È arrivata la sabbia appunto oggi, siamo pronti, attendiamo la Lega che esprima un parere preliminare a quello che poi sarà l'omologazione definitiva per cominciare la posa del manto erboso, quindi avviare il geodrenaggio, avviare la posa appunto poi anche della sabbia negli intarsi e piazzare il manto erboso. Stiamo lavorando, si procede abbastanza bene, siamo assolutamente soddisfatti, lo sono, è un qualcosa a cui tengo tantissimo personalmente, quindi andiamo avanti in questa direzione. Ho fatto già delle immagini, c'è quella gradinata, non è colpa sicuramente di questa amministrazione e di nessuno perché è caduto il muro, si poteva magari fare qualcosa negli anni precedenti. Sì. Per aprire la struttura lei ben sa che questo muro deve essere sistemato. Cosa farete? Assolutamente. Allora, innanzitutto dice benissimo, purtroppo il crollo, essendo postumo, non rientra in quello che era il finanziamento e in quello che era l'opera che stiamo andando a realizzare. Quindi è semplicemente questo il motivo tecnico per la quale non si può intervenire, se non altro in questa fase. Cosa stiamo facendo? Abbiamo già, ma questo risale già a qualche anno fa, abbiamo già dato un atto di indirizzo su Cassa Depositi e Prestiti per utilizzare un eventuale ribasso del lungomare Nettuno per lavorare, per intervenire sulla tribuna, ma non è escluso nemmeno nelle ultime ore un interessamento da parte di aziende esterne che magari possano finanziare quest'opera. Ci teniamo particolarmente perché chiaramente la tribuna è il corollario di un impianto del genere e non può il pubblico empedoclino e tutti i suoi tifosi, io in primis, non essere seduto in tribuna per una gara del genere. Però andiamo per step, dobbiamo innanzitutto concludere quest'opera, portare a termine questo finanziamento, dopodiché ci concentreremo assolutamente sul cercare di dare una soluzione in merito agli spettatori e alla tribuna, perché ci sta veramente tanto a cuore.